Buongiorno telespettatori, buon inizio di settimana, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con Linea Diretta. Il volontariato è insostituibile, questo è il titolo che abbiamo deciso di dare a questa puntata, in cui si cercherà di capire quanti e quali sono i servizi che i volontari nel nostro territorio coprono per dare un aiuto alle persone in difficoltà. Lo faremo con i nostri ospiti in studio. Buongiorno Giovanni Busnello, presidente Anteas Veneto. Buongiorno. L'Anteas è un'associazione di volontariato, una delle più capillari qui in Regione Veneto. La sigla è Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. Dopo andremo un po' a capire bene quali sono i numeri e la forza di questa associazione. E poi siamo in compagnia di Ferruccio Balest. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Segretario regionale FNP CISL del Veneto. Allora, iniziamo subito con il raccontarvi una parte di questo servizio che svolge Anteas. Siamo a Padova, siamo nella zona della Stanga, siamo entrati con le nostre telecamere in un ambulatorio in cui lavorano dei volontari, in cui forniscono dei servizi, sono esami medici, sono visite, sono vaccinazioni, tutto a titolo gratuito. E la forza è ovviamente quella dei volontari. Con le immagini vi facciamo vedere di che cosa vi vogliamo parlare e poi in studio torneremo insieme a commentare questa forza nel nostro territorio. Allora prego la regia di mandare il servizio. Un'associazione di volontari a servizio del cittadino. Così nasce la Onlus San Pio X Pescarotto, realtà padovana nata nel 1999 per colmare una mancanza in una zona sensibile della città. Mi sono accorto che sul territorio non c'era un punto di incontro per discutere problemi o d'altro, e quindi abbiamo cercato di creare questa struttura. 3 le attività di base: iniziative culturali, servizi di trasporto e un punto infermieristico in cui offrire a tutti gratuitamente le prestazioni di base. Si fanno pressioni, stick della glicemia, iniezioni intramuscolo, anche prenotazione degli esami per le persone che hanno difficoltà a recarsi al CUP. A tenere in vita il centro sono contributi comunali e donazioni. Si poggia su una parte di contributo da parte del comune, gli interventi sociali o il quartiere, si poggia sul tesseramento degli associati e sulle donazioni che gli associati danno alla Onlus, di cui poi usufruiscono, come tutte le associazioni Onlus, della detrazione fiscale. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:30 alle 11:30 gli orari di apertura del punto infermieristico di via Tonzic, un aiuto prezioso per molti pazienti. Il servizio è ottimo, è sempre disponibile, ci sono persone molto disponibili e lo consiglio vivamente, insomma, se qualcuno ha bisogno. Anteas nasce nel 1996 su spinta dell'FNP CISL. La cosa importante è anche cercare, e questo è stato un punto di forza un po' di quello che ha voluto fare l'FNP, di spingere, aiutare a transitare le persone dal lavoro al pensionamento, inserendole anche all'interno dei servizi di volontariato. Infatti il 56% dei volontari ha più di 65 anni. Giovanni, io parto con lei. Lei è presidente dell'Anteas Veneto. In Veneto l'Anteas ha più di 270 associazioni, sono 470 in tutta Italia, ma il Veneto è un po' la forza portante perché sono 270. Che servizi, che cosa date, che cosa fa Anteas? Intanto voglio dire che l'Anteas nasce in Veneto, quindi quella che oggi è un'associazione nazionale nasce a Treviso nel 1998. E nasce dalla sensibilità di un gruppo di pensionati della CISL che, vedendo bisogni inevasi nel loro territorio, hanno cercato di ottenere dei servizi da parte del comune e non riuscendo ad averli, si sono attivati autonomamente per intanto cominciare a dare i primi servizi. Da qui nasce l'origine e poi la rete di Anteas, perché visto che funzionava, ovviamente anche altri pensionati si sono attivati e sono nate diverse associazioni disseminate nel territorio trevigiano inizialmente, quindi andiamo molto più lontano nel 96, quando invece è diventata nazionale l'associazione. Quindi da questo punto di vista noi siamo
ovviamente una realtà che nasce dalla sensibilità di persone che, visto che non sono soddisfatti i bisogni fondamentali, cominciano a darsi da fare e mettersi a disposizione per fare essi stessi questi servizi. È chiaro che parliamo di servizi alle persone, ecco, quali sono i più richiesti? Una competenza che è propria dei comuni, quindi dovrebbero essere i sindaci e quindi i comuni a dare queste risposte. Il volontariato nasce per sopperire a una carenza di questo tipo, attivandosi poi per ottenere quantomeno un sostegno da parte dei comuni per poter continuare a realizzare i servizi. Se facciamo l'esempio semplicemente di trasporti, persone che non hanno familiari che li possono accompagnare, che hanno bisogno di fare una visita specialistica piuttosto che una terapia e non hanno nessuno che li può accompagnare, il volontariato si mette a disposizione per fare questo servizio. Ovviamente lo fa gratuitamente, perché tutti i servizi dei volontari sono gratuiti, ma mettere in moto automezzi, portare le persone in giro ha un costo. Allora, solo in parte le associazioni riescono a sopperire a questi costi, hanno bisogno di qualcuno che li aiuti. Senta, i servizi più richiesti immagino siano anche e soprattutto quelli legati al trasporto. Voi avete tutta una serie, un parco macchine, se così possiamo chiamarlo, con cui potete lavorare, però insomma la benzina chi la paga? Come fate? Ma allora, intanto noi abbiamo l'esempio di Treviso che ha fatto un bilancio sociale del trasporto. Si è verificato che ci sono circa 30 automezzi di proprietà delle associazioni, in provincia di Treviso sono 88, e ci sono almeno 70 altri automezzi messi a disposizione dai volontari, i quali si prestano a fare questo trasporto con il solo rimborso del costo del carburante. Poi cercheremo anche di capire appunto chi sono le persone a cui voi andate a portare beneficio, no? Fare un po' un identikit delle persone che hanno bisogno nel nostro territorio. Balest, lei ha la delega ovviamente alle politiche sociali, quindi ci può anche raccontare in questo Veneto quanto gli enti locali soprattutto chiedono ancora di più al volontariato di essere attivo, quindi oltre ad esserci un servizio c'è anche una richiesta di ulteriore impegno, perché gli enti locali stanno subendo dei tagli. Qual è un po' il fronte in cui vi state muovendo? I tagli ai comuni sono sotto gli occhi di tutti, i trasferimenti di deleghe non sono state conseguenti ai finanziamenti statali, cioè praticamente lo Stato ha dato più compiti ai comuni senza trasferire i necessari mezzi in tutti i sensi, e quindi adesso i comuni cercano in qualche maniera di dare quelle risposte in ambito sociale, culturale, sanitario che sono proprie dei comuni, e quindi come dire, qui siamo su un crinale abbastanza delicato, perché il sindacato deve essere qualcosa di aggiuntivo in termini qualitativi a quello che è il ruolo istituzionale specifico che ha l'obbligo il pubblico di dare ai propri cittadini, mentre invece i comuni tentano di, in qualche maniera, di sopperire per questo, e qui siamo su un crinale abbastanza delicato, perché la 266 che istituisce le associazioni di volontariato si basa su due pilastri. Uno è la gratuità, ma il secondo è quello di non, come dire, sopperire a piante organiche che dovrebbero essere invece dei comuni, delle province, ma anche della regione. E quindi noi siamo sempre, come dire, in questa non ben definita terreno, ecco, di terra di nessuno, dove in qualche maniera ci facciamo anche carico dove il pubblico non riesce a esprimere o a esprimersi. Uno di questi è proprio il trasporto sociale, che qui nella buona sostanza è proprio l'ambito in cui il volontariato può dare un grande apporto.
Senta, i nostri pensionati, che poi sono quelli che si fanno carico di queste situazioni, hanno lavorato tutta una vita e ora si trovano a continuare a portare il loro servizio. Lei li conosce uno ad uno. Quasi. Come la vedono questa situazione di questo pubblico che poi sotto sotto non gli viene incontro? Ma allora guardi, noi abbiamo, non a caso il volontariato è nato come conseguenza di un bene inespresso o di un valore inespresso da parte del sindacato. Il sindacato rivendica diritti. Il volontariato fa quel pezzettino in più accanto al sindacato. Sono due esigenze che sono nate antropologicamente uguali, ma poi hanno preso strade un momentino diverse, anche se lavorano a fianco. E quindi io credo che un progetto di vita, quando uno va in pensione, sia necessario anche per se stesso. Ecco, quindi mettersi a disposizione dell'altro, fare qualche cosa in più che magari prima non si poteva fare perché si ha una famiglia, si ha tutte quelle preoccupazioni, si diventa nonni, ci si mette a disposizione anche di altri nipoti, ecco, io credo che sia una cosa estremamente umana e anche bella. Quindi avere un progetto di vita per cui ti metti a disposizione degli altri, fai quello che ti piace, vedi che sei, come dire, ben accetto, perché questa è, credo, la parte più elevata dal punto di vista umano, credo sia anche, come dire, un obiettivo che ognuno di noi ci dovrebbe dare, sapendo anche che egoisticamente anch'io avrò bisogno del mio amico che prima aiutava. E infatti, tra l'altro, Anteas, oltre ad aiutare, prevede anche delle iniziative, delle attività per gli stessi anziani. Voi lavorate un po' a 360 gradi a largo raggio, come riuscite a strutturare una programmazione, come riuscite anche a fare, come dire, campagne volontari, come li andate a prendere i nostri volontari? Beh, prima di tutto bisogna dire che il volontariato in quanto tale, quello di una disponibilità personale a fare qualcosa per gli altri, è una cosa antica ed è sempre esistita. Il problema per noi è quello di organizzare i volontari in maniera tale che se io attivo un servizio di trasporto piuttosto che un servizio di compagnia nei confronti di un anziano solo, oppure un servizio di, come dire, supporto o di assistenza complementare in una casa di riposo piuttosto che in un ospedale. Io una volta che attivo questo servizio devo garantire una continuità per essere credibile, ma soprattutto per soddisfare le attese delle persone. Da qui la necessità di creare l'associazione, quindi organizzare i volontari, da qui creare anche una rete, perché se la mia associazione fa soltanto trasporto e però c'è bisogno di qualcuno che faccia invece compagnia, io avrò magari dei volontari che sono disponibili a fare questo e anche quello, ma magari c'è un'altra associazione che si dedica esclusivamente a questo, anche perché la compagnia nei confronti di persone anziane sole non può essere fatta spontaneamente da qualcuno che non ha una preparazione specifica, perché l'intervento deve essere efficace, deve essere di gradimento, ma l'approccio ovviamente a seconda delle condizioni della persona che tu assisti ha bisogno di una preparazione specifica anche da parte dei volontari. Il servizio che vi viene chiesto maggiormente è quello legato a, cioè giusto anche per focalizzarci su quali sono gli utenti che poi voi andate a servire, a dare una mano, è legato al trasporto, ad esempio ospedale, perché sappiamo che sono tra gli anziani per esempio anche molti malati cronici che quindi hanno bisogno di un'assistenza a casa, ed è un'assistenza che la domiciliare non è facilmente copribile. La fermo perché abbiamo già una telefonata in linea, quindi le chiedo di attendere un attimo per la risposta. Sentiamo qual è la domanda, insomma, che i nostri telespettatori... Pronto? Sì, buongiorno. Ma la sento lontana. Forse alla televisione con il volume... Adesso la sento un po' meglio, forse era staccata da... Ci dica, signora. Prego. Ma sono in diretta o no? Sì, è in diretta, la stanno ascoltando anche i nostri ospiti. Volevo sapere, siccome io quando sono andata in pensione
il medico dell'UNS mi ha consigliato, perché ho un'invalidità, no? Che con l'invalidità prendevo 300.000 lire, con la pensione invece di vecchiaia, diciamo, ne prendevo 351. Allora mi ha consigliato di prendere quella per l'anzianità. Sì. Però oggi mi trovo che ho già da 15 anni il 100% di invalidità. Ho avuto per 2 anni l'assistente sociale 2 volte alla settimana, ma per 2 anni 92-94. Poi si vede che mi hanno vista con 30 anni in meno, me l'hanno tolta, questa assistente sociale. Adesso io sono stata operata il cuore, delle masse sulla pancia, insomma, e sono 15 anni che ho il 100%. Lei è sola, signora? Vive sola? Sì, sono sola. Lei è sola, quindi Sono cerca anche sola, di ma capire... dopo l'operazione dovevo fare la riabilitazione, invece il comune, le assistenti sociali, dall'ospedale dove il medico aveva messo 1 mese di ospedale per la riabilitazione, mi hanno portato in casa di ricovero. Io che sono mezza matta, cioè il mio cervello ha 20 anni e non ne ha... sicuramente quasi molta... 80, capisci? Certo, signora. E mi piaccio così come sono. Oh. Perciò per girarmi i pollici ci vorrà del tempo, perché non mi vedo. Sono stata là 7 giorni che sono stati i peggiori di tutta la mia vita. Sento ancora adesso di notte gridare: cosa voi fatto? Ma il Signore può trovarmi qua dentro, cioè i viceti, quelli che aveva 20 anni meno di me. Lei vuole capire, signora, come insomma poter... Allora adesso chiedevo se devo presentare l'invalidità, che forse vale qualcosa di più da pensione. Questo volevo chiedere. Allora... Perché con la sociale anche se ho cominciato a lavorare